Parliamo di slot machine, videopoker, insomma tutto quello che riguarda il gioco d'azzardo, perché in Italia a rischio ludopatia sono oltre 3 milioni di persone. Cristina Bianchino. È una droga che colpisce più degli stupefacenti. In Italia 3 milioni di persone sono a rischio ludopatia, stregati dal gioco d'azzardo. Slot machine, videopoker, scommesse sportive, ma anche poker online e scommesse via web. Una vera e propria malattia. Ieri Italia dei Valori ha consegnato alla Camera le firme di un disegno di legge di iniziativa popolare contro il gioco d'azzardo legale, oltre che illegale, e che mira all'abolizione di slot machine e del gioco online. 900.000 persone sono dipendenti da ludopatia, a fronte delle 500.000 dipendenti da sostanze stupefacenti, a dimostrazione che coinvolge più di 3 milioni di famiglie. Un fenomeno che spesso colpisce le fasce più deboli. Secondo i dati del Dipartimento Politica Antidroga siamo il paese d'Europa con il più grande mercato ludico. Giocano tutti, uomini in prevalenza ma anche donne, pensionati, disoccupati ed è boom fra gli adolescenti. Nelle sale gioco ma anche su internet e con il telefonino. La nostra proposta, ha spiegato Paolo Brutti di Italia dei Valori, prevede anche azioni di prevenzione e formazione di operatori per il recupero di chi cade vittima di questo tipo di dipendenza. Chiediamo al Presidente della Camera di immediatamente di esaminare il disegno di legge, assegnarlo alla Commissione Finanze e poi vedere in aula chi dei deputati sarà a fianco dei cittadini e chi invece vorrà giocare sulla pelle dei cittadini.